Il Canicattì si conferma la bestia nera dell'Agrigentina. La squadra di Basilio Foti, dopo aver eliminato i biancoazzurri dalla Coppa Italia, adesso vincono alla Carlotta Bordonaro anche il primo round del campionato di promozione. Finisce 1-0 grazie a questa pregevole rete dell'attaccante Di Mayra al minuto 15 del primo tempo. L'Agrigentina ha subito la seconda sconfitta consecutiva che suona già come un campanello d'allarme per il buon esito finale della stagione. Biancoazzurri con il 4-4-1-1, atteggiamento prudente, ed allora il Canicattì fa la partita con l'ottimo Ficarra che lancia le due sguscianti ali a Gozzino e Moncado. Sullo 0-0 ospiti pericolosi con il colpo di testa di Gallo, Loretta para. Poi al primo vero affondo il Canicattì passa in vantaggio. Ficarra lancia a Gozzino, l'ex Cragantino si beve Natale, poi crossa a rimorchio per Di Mayra, il difensore Pola in ritardo, tiro forte e preciso, Modica è battuto. L'Agrigentina accusa il colpo e rischia di subire anche il secondo gol. Indecisione tra Scuderi e Modica, ma Di Mayra non riesce a buttarla dentro. Poi al 23esimo ancora lo scatenato Di Mayra spreca clamorosamente il 2-0. Pallone al lato. Castiglione prova a svegliare i compagni e al 24esimo imbecca Gallo, testa dell'attaccante, palla fuori. Cresce l'Agrigentina, cade il Canicattì che gioca adesso di rimessa, punizione di Gallo al 35esimo, Loretta devia in angolo. Prima dell'intervallo al 42esimo Castiglione impegna da posizione favorevole il numero 1 del Canicattì. Nel secondo tempo, dopo una buona chance per l'Agrigentina al secondo minuto, è il Canicattì ad avere l'occasione per il raddoppio. Quinto minuto, il centravanti Di Mayra è da solo davanti a Modica, tiro parato in angolo. L'Agrigentina rimane ancora in partita ma rischia tantissimo. Al 16esimo i biancoazzurri vanno vicini al pari, cross di Salemi, testa di Gallo, Loretta si rifugia in calcio d'angolo. Poi via ai cambi, Miccichè cambia e rafforza l'attacco con gli ingressi di Iaria prima e Guida dopo. Al 28esimo lo stesso Guida su punizione impegna Loretta. Il duello si ripete al 38esimo ma questa volta il pallone calciato da Guida scheggia la traversa e termina in angolo. Poi il finale è fatto di calci e di poco calcio, fioccano i cartellini gialli e quelli rossi. Al 42esimo doppio giallo per Scuderi che commette fallo su Moncado. Al 45esimo l'arbitro Buonocore di Marsala mostra prima il secondo giallo e poi il rosso anche a Cino del Canicattì. Al 47esimo il neoentrato Argento entra deciso su Munda e si becca il rosso diretto. Poi il fischio finale, ma a far festa è il Canicattì che conquista l'intera posta in palio e risale in classifica. L'Agrigentina entra ufficialmente in crisi